Ben ritrovati dalla redazione. I nuovi dazi introdotti dall'amministrazione americana rappresentano una seria minaccia per l'export europeo, notizia che allarma anche il Friuli Venezia Giulia, dove una parte significativa della subfornitura è legata proprio al comparto automobilistico. La preoccupazione emerge mentre si conclude la partecipazione della Camera di Commercio di Pordenone Udine con il centro regionale della subfornitura del Friuli Venezia Giulia, che fa capo alla società consortile camerale TEF alla Hannover Messe, la fiera di settore più importante al mondo. I dati appena diffusi dell'Ufficio Studi Statistica della Camera di Commercio di Pordenone Udine confermano quanto sia strategico il mercato tedesco per le imprese locali. Lo scorso anno la Germania si è confermata il principale partner commerciale delle imprese dell'Udinese e del Pordenonese per i prodotti della metalmeccanica, settore in cui la subfornitura rappresenta un segmento importantissimo. L'articolata, puntuale e preziosa analisi presentata dal direttore generale dell'azienda regionale di coordinamento per la salute dimostra che il nostro sistema da troppo tempo sta spendendo di più e sta rendendo di meno a causa di un modello organizzativo frammentato e dispersivo pensato per rispondere ad esigenze di salute oggi mutate radicalmente, una condizione non più sostenibile. Questo in sintesi il pensiero espresso in Consiglio regionale dall'assessore regionale alla salute. Il Friuli Venezia Giulia è in prima linea per favorire l'innovazione delle imprese con 148,5 milioni a fondo perduto stanziati soltanto negli ultimi anni. I risultati presentati da European House Ambrosetti, che vedono la regione al terzo posto in Italia per pagamenti elettronici, dimostrano i cambiamenti in atto sia a livello imprenditoriale sia a livello di consumatori. Tuttavia è sbagliato demonizzare l'uso del contante. Questo in sintesi il contributo portato dall'assessore regionale alle attività produttive nel corso del convegno Community Cashless Society svoltosi a Cernobbio. La partecipazione all'ormai tradizionale manifestazione delle frecce tricolore ad Aviano rappresenta un'occasione unica per vivere da vicino l'impegno, la dedizione e l'eccezionale spettacolarità delle frecce tricolori. Il Friuli Venezia Giulia, terra di lunga tradizione legata al volo, ha da sempre un forte attaccamento alle forze armate, all'aeronautica e ai valori di unità, coraggio, disciplina e passione per l'eccellenza. È quanto espresso dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, che ha partecipato in rappresentanza della regione al volo di addestramento della pattuglia acrobatica nazionale nell'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo in genere sereno poco nuvoloso su pianura e costa, temporaneamente variabile in montagna sul Carso Borino. Temperature minime in pianura fra 4 e 7 gradi, sulla costa fra 7 e 11, massime in pianura fra 20 e 23 gradi, sulla costa fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.